Approfitto del dopo Covid, come presidente dell'ANCI le difficoltà sono tante, il post-Covid è pesante. Forse il post-Covid rischia di essere pesante almeno quanto la pandemia. Io sono convinto che in questa fase delicata l'Italia nel suo complesso, il governo, la gran parte delle regioni, dei comuni hanno agito bene e in modo serio. L'opinione pubblica e i cittadini hanno collaborato con grande determinazione. Dopo c'è stato qualche sfilacciamento e quello che temo molto è settembre-ottobre. Dal punto di vista economico e sociale saranno momenti molto delicati. Io spero che l'Unione Europea proprio in questi momenti si sta decidendo, scelga la strada di essere vicina a chi soffre di più e molto dipenderà però anche da noi, dal coraggio e dalla determinazione che ci metteremo. I comuni italiani saranno in prima linea per rilanciare anche l'economia delle nostre città. La ripresa è lenta, stiamo vedendo che tante attività commerciali purtroppo non hanno riaperto. E ancora sarà lunga, dura e difficile. Ripeto, dobbiamo essere onesti, però ce la possiamo fare. Questo è un paese che ha risorse straordinarie, dobbiamo avere coraggio e i cittadini sono i primi che devono dare il coraggio di ripartire. Intanto partiamo dalle vacanze, facciamo le vacanze nel nostro paese, nelle nostre regioni, anche qui in Sicilia con tanti luoghi meravigliosi. Io quest'anno farò le vacanze tutte in Sicilia e comunque in Italia e mi fa particolarmente piacere di dare a ognuno un piccolo segnale di questo tipo.